Cari telespettatori, rieccoci insieme come ogni venerdì, ormai dovreste impararlo, affrontiamo un tema di attualità supportati da esperti, in modo particolare Adolfo Cappelli, Presidente Nazionale dell'AUA, grazie di essere qui con noi, che ogni volta ci supporta con altri, a seconda dei temi che affrontiamo, esperti, ed in modo particolare abbiamo il piacere di avere con noi l'avvocato Stefania Lazzaro, grazie avvocato, grazie a voi dell'invito. E Italo Tassinari, ben ritornato, che è direttore Mondo Libero, una rivista anche molto conosciuta che si occupa di politica, attualità, economia del territorio. È un problema che riguarda non solo il territorio del nord-est ma tutto il nostro paese, è un eterno problema a cui non se ne verrà mai a capo, che dir si voglia, è la troppa burocrazia, una burocrazia che intoppa tutti gli ambiti, tutti i settori produttivi, dalle aziende che si trovano ad affogare in un mare magno di burocrazia che impedisce lo svolgimento rapido di certe procedure. Gli avvocati, per esempio, che anche loro si trovano a dover comunque richiedere sempre più soldi, parcelle sempre più alte, dove i costi fissi sono ben determinati da un sacco di bolli, di marche, eccetera, che hanno aumentato naturalmente per questa tassazione eccessiva i loro costi, e quindi fare un ricorso a volte veramente non ne vale più la pena, e allora ci troviamo una giustizia che non può operare, a parte vabbè tempi lunghissimi di una giustizia, ma lì entriamo in altri ambiti. E poi una burocrazia che vuol dire una pubblica amministrazione, un apparato amministrativo pesantissimo, elefantiaco, da paesi, non dico del terzo ma del quarto mondo, veramente inverosimili, per mantenere migliaia e migliaia, oltre 500.000 persone in esubero nel nostro paese. Sono dati che ha emanato l'Europa più volte, quasi fosse un monito, una tegola che ci sta sulla testa, perché se dopo interviene l'Europa, fa un taglio netto e provvede lei come ha fatto con la Grecia, e sono guai serissimi. Burocrazia che quindi incombe e danneggia un'economia sciolta e competitiva, che la nostra tale non è. Cappelli. Fatto il cappello, entriamo nel merito. Entriamo nel merito. Io direi che la burocrazia è il cancro dell'economia, il cancro della stessa democrazia. Perché è vero che 30 anni fa, esattamente nel 91, il legislatore ha ideato, ha nominato il responsabile di ogni procedimento che sulla carta, secondo la legge, dovrebbe rispondere alle esigenze e alle domande del cittadino, ma in effetti questa persona si defila continuamente perché non c'è una sanzione che possa punire nel caso di suo imboscamento. Vi faccio un esempio per tutti, poi ne parleremo più approfonditamente. Ammettiamo che ci fermino per strada, la polizia stradale ci chiede la patente, l'abbiamo dimenticata a casa, una multa di 41 euro per aver dimenticato, è prevista la cosa della strada e va benissimo. Poi c'è l'obbligo entro 30 giorni di esibire la patente, perché la polizia giustamente vuole verificare se tu c'hai la patente o sei un abusivo. Hai 30 giorni di tempo. Allora, sì, io un attimo la interrompo un attimo solo, perché così, ma sistemiamo un piccolo problema tecnico di audio, così dopo si sente meglio. E intanto colgo l'opportunità per prendere questo discorso della patente, che adesso lo spieghiamo anche bene. Vogliamo entrare nel merito preciso con esempi concreti, e tanto Cappelli quanto anche Italo Tassinari, poi nel suo l'avvocato ci aiuterà, proprio per farvi comprendere quelle che sono le dinamiche che avvengono, perché non è che si parte a spada tratta contro tutto il sistema che non funziona perché va a aggravare la vita dei cittadini, e soprattutto perché è creato in modo tale proprio per dare possibilità a tante persone di rivestire un ruolo e di fare qualcosa, perché altrimenti non avrebbero senso rivestissero determinate posizioni. Riprende la parola Cappelli, scusi. Non so che quando mi hanno ascoltato il telespettatori. Comunque riprendiamo il discorso della multa. La patente, se ti ferma la polizia, non dimenticata a casa, 41 euro di multa, obbligo di esibirla entro 30 giorni da un vicino posto di polizia. Una volta bisogna andare addirittura nel numero della commessa violazione, quindi vabbè, lasciamo perdere, adesso sono tornati. Allora bisogna, perché la polizia deve sapere se sei un abusivo, se la patente l'hai conseguita o se semplicemente l'hai dimenticata a casa, o comunque se è sospesa anche la patente. Bene, se non si ottempera questo obbligo c'è una multa di 280 euro. Allora io mi domando, ma se tu polizia mi hai rilasciato la patente, sai, puoi accedere per via
telematica, infatti quello mi sono sempre chiesto all'ACI, alla motorizzazione, tu in tempo reale vedi se io la patente ce l'ho, se sono sospesa, se è tutto regolare. Perché mi devi obbligare a perdere tempo a portarti la patente quando questi dati tu ce li hai già? Tu mi chiedi dei dati che già conosci. Allora non l'hai fatto perché così speri che io mi dimentichi e paghi 280 euro di multa, o l'hai fatto perché sei inefficiente e incapace? Questo è uno dei tanti esempi, però ce ne sono tanti altri. Ma infatti, ma anche questo è lo stesso discorso, se esiste un sistema centralizzato di controllo, è la stessa cosa c'è per la cui motorizzazione. Esatto, dovrebbe essere tutto quanto automatico. Chiedo a lei, avvocato, dove sta l'inghippo che i cittadini non riescono a spiegarsi veramente? La mancanza di rispetto del cittadino. Le istituzioni non hanno rispetto dei cittadini. Questo schiaffeggiare continuamente i cittadini con delle regole che sono mostruose. Soltanto Cappelli, nella sua qualità di Presidente dell'Aula, conosce i giri burocratici che il cittadino è costretto a fare per la questione soprattutto delle patenti e delle permessi pedali. Scusate se mi interrompo perché non voglio togliere la parola alla Stefania, ma adesso è recente la diatriba tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Interni sulle strisce blu, sul pagamento dei posteggi. Allora c'è una circolare del Ministero dei Trasporti che dice che se veniamo sanzionati per non aver esposto il ticket, il disco orario o anche il ticket in questo caso, per una sosta, abbiamo sforato la sosta, la multa non può esserci erogata perché il codice della strada non prevede questo tipo di violazione. Per cui si tratta di un rapporto contrattuale tra l'utente e il gestore del parcheggio. Siamo tenuti a pagare la differenza di cui non abbiamo pagato a suo tempo, a parte il fatto che il problema poteva essere risolto immediatamente perché anziché pagare anticipatamente si poteva pagare anticipatamente, ma non lo si vuole fare perché non ci arrivano, il problema è che non ci arrivano, non è che... o non ci vogliono. Allora, invece il Ministero degli Interni dice no, bisogna pagarlo, bisogna pagare la multa perché il mancata esposizione del disco orario del ticket è una normativa del codice della strada che viene violato. Ma io non ho violato, il ticket l'ho esposto, è che è scaduto il termine. Quindi tra i due ministeri già c'è la guerra, per cui il sindaco di Vicenza Mariati ha detto no, il cittadino ha ragione, in questo caso io le multe le annullo. Invece i prefetti hanno fatto sapere che si attengono a disposizione del Ministero degli Interni e quindi è inutile fare il ricorso, tanto più che verrà respinto. L'unica speranza era il prefetto perché il ricorso è gratuito, ma se noi ci rivolgiamo a giudici di pace dobbiamo pagare 37 euro di contributo unificato contro una multa di 25 euro. Ditemi voi se possiamo andare avanti così. Assolutamente, voglio ricordare ai telespettatori che questa volta siamo in diretta, quindi potete telefonare, dare la vostra opinione oppure raccontare un caso, o insomma in ogni caso partecipare con i messaggi oppure con le vostre telefonate. Avvocato. Sì, volevo anch'io, seguendo un po' quello che hanno detto Adolfo e Adolfo Cappelli, sì, stavo pensando a quello che doveva essere un po' il significato del termine burocrazia, sentendo loro parlare. Cosa dovrebbe essere? Un'organizzazione di persone e sostanzialmente di servizi destinati alla realizzazione di un fine collettivo, secondo quelli che sono i principi, tra l'altro, della pubblica amministrazione: imparzialità, ragionevolezza. Adesso riflettevo, appunto, sentendo parlare loro, ma calati nella realtà storica in cui stiamo vivendo è così? Assolutamente no, perché semplicemente leggendo i giornali, ascoltando la televisione, ormai è noto che l'accezione è assolutamente negativa, nel senso che si parla di lentezza, parlando nel mio, di giustizia, di un linguaggio sempre riportato a termini legali, visto che faccio un po' riferimento alla mia materia, di un linguaggio non sempre comprensibile, anzi talvolta incomprensibile, ed è una critica che viene sovente mossa. E per cui anche effettivamente il privato cittadino si trova in estrema difficoltà. Quindi quello che voleva essere un fine così da perseguire in realtà non è
più stato tale nella realtà in cui effettivamente ci si trova. Del resto ha detto bene Adolfo Cappelli, e in questo condivido assolutamente, laddove dice che effettivamente la burocrazia è ormai diventata un tumore che sana, cioè che vizia la possibilità appunto per il cittadino, per l'Italia, di ripresa. Cioè è noto, lo leggiamo tutti, la crisi che sta vivendo l'Italia, gli imprenditori che sono effettivamente schiacciati dal costo del lavoro. Ma ormai sono anni che si continua a ripetere sempre la discorso. stessa cosa, sempre le stesse... Lo ripetono i nostri politici, ce lo dicono a se stessi, quasi fosse un mantra, ma esatto, e non se ne esce. Effettivamente esatto. Ormai troviamo una realtà che è veramente schiacciata dalle difficoltà, perché sia il lavoratore sia l'imprenditore, effettivamente leggiamo tutti i giorni di fatti veramente che ci destabilizzano, perché persone che scelgono il suicidio perché poste in una realtà schiacciante, credo che si sia arrivati veramente ad una realtà storica. Infatti, ormai impossibile da gestire e su cui bisognerebbe realmente lavorare. Secondo lei ci può essere una via d'uscita anche a livello territoriale? No, ma l'accenno che ha fatto l'avvocato è un accenno drammatico. La parola suicidio fa venire i brividi, perché è possibile che in un paese civile come l'Italia il numero dei suicidi debba essere superiore a quello di tutta l'Europa. E non sono mai... Solo in questi giorni qui di marzo sono già 5 i suicidi. Voglio dire, questa realtà che si abbatte, diciamo, lasciando indifferenti il paese, invece è una realtà soverchiante, drammatica, paurosa, perché è possibile qui, noi siamo a dei paradossi, quando lei ha detto bene, quando ha detto l'avvocato, è il cancro che abbiamo nella Costituzione italiana è la burocrazia, perché è un cancro veramente che consuma energie e distrugge anche la volontà di intraprendere. Ma non c'è nessuno che ha potuto frenare questa ingordigia famelica della non l'ha fermata nessuno, perché nessuna legge va a limitare il numero. È possibile che abbiamo il Parlamento più numeroso del mondo, 1000 parlamentari, mentre gli altri paesi, anche i più grandi paesi, si limita a 300-400, no? Noi 1000. Questi 1000 però hanno bisogno di un segretario, di una persona che li accompagna, di una specie di fiduciario, il quale segretario a sua volta ha bisogno di un nome tutelare. Ma tutto questo è spaventoso. Ma quando se ne parla per modo accendere. Chi sono le persone che dovrebbero eliminare? Sono i parlamentari che dovrebbero studiare se stessi, in con loro leggi per poter limitare questo consumo energetico che c'è nel paese, un consumo di denaro, un consumo di somme, un consumo di pazienza, un consumo di tempo. Adesso abbiamo il commissario Cottarelli, no, che ha stilato questo straordinario elenco anche di partecipate, e noi staremo a vedere quanto verrà toccato dalle partecipate, con tutto il rispetto con le persone che ci lavorano nelle partecipate, però siccome sono un costo, o c'è una privatizzazione, quindi hanno un loro bilancio che va in attivo a seconda delle aziende, altrimenti diventano insostenibili in questo momento. E poi si parla anche di pensioni d'oro sopra determinate cifre che per carità vanno benissimo fino a ieri quando c'era... 42 partecipate alla regione? Cioè, 42 ma ci rendiamo conto? Allora, detto questo, andiamo subito in pubblicità. Voi se dovete fare i vostri interventi, ci vediamo tra poco.